Le estumulazioni in corso sono in linea e previste dal nuovo regolamento cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale nel giugno scorso. A parlare è il neoassessore comunale ai servizi cimiteriali di Favara Giovanni Sciortino. Giorni fa, durante il suo insediamento, gli avevamo parlato di una problematica segnalataci da voi cittadini, ovvero dello spostamento di salme al cimitero di Piana Traversa all'insaputa dei familiari. Ecco che l'assessore, che aveva preso subito l'impegno con la nostra redazione, prontamente ci ha risposto. In pratica le estumulazioni in corso, ci fa sapere Sciortino, sono di tipo ordinario, avvenute cioè per scadenza della concessione a tempo determinato. Per la quasi totalità delle salme spostate sono già passati 50 anni e quindi per regolamento comunale devono essere spostate in altri posti. Le estumulazioni, ci dice ancora Sciortino, vengono organizzate dalla dirigente dei servizi cimiteriali che ha redatto un elenco di quelle previste e lo ha regolarmente pubblicato nella bacheca cimiteriale. Non si è verificata alcuna omissione da parte dei dipendenti del comune. Intanto l'assessore Sciortino fa sapere che sono state completate le estumulazioni della sezione 53, lato B, ovvero il lato rivolto verso la chiesa del cimitero. Da ieri sono invece iniziate le nuove estumulazioni nel lato A, lato rivolto al cancello d'ingresso, e riguardano tutte le sezioni comprese dalla 53 alla 64, come riportato dall'avviso affisso in bacheca cimiteriale. Si invitano pertanto i familiari dei defunti con contratto cinquantennale a mettersi immediatamente in contatto con gli uffici del cimitero e decidere se spostare i resti nelle colombaie oppure no. Per garantire una migliore comunicazione con la cittadinanza, conclude Sciortino, non appena si provvederà alla pubblicazione in bacheca cimiteriale di un prossimo avviso di estumulazione, mi farò premura di comunicarlo alla cittadinanza con l'aiuto prezioso della stampa. Grazie a questi